Benvenuti, oggi è venerdì 4 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:43 e tramonta alle 19:24. La luna si leva alle 10:56 e cala all'1:51. Oggi si celebra San Isidoro. Il nome Isidoro è un nome maschile di origine greca e significa donatore di doni divini. Oggi è la giornata mondiale contro le mine. 30 anni fa un movimento di attivisti si unì con un obiettivo comune: lanciare una campagna globale per il bando delle mine anti-uomo. Il loro impegno ha portato a risultati straordinari. Grazie a questi sforzi più di 55 milioni di mine sono state eliminate e oltre 30 paesi sono stati dichiarati liberi da questi ordigni pericolosi. Un caloroso augurio di buon 60° compleanno a Robert Downey Jr., noto a tutti come Iron Man. La sua carriera inizia fin da bambino. Nel 1993 riceve la sua prima nomination all'Oscar come migliore attore per la sua interpretazione di Charlie Chaplin nel film Charlot. Nonostante alcuni intoppi personali, tra cui 2 arresti per droga tra il 2000 e il 2001, ha saputo riscattarsi brillantemente. Dal 2008 si è affermato a livello internazionale interpretando il supereroe Iron Man nei film Marvel. Tra il 2012 e il 2015 è stato l'attore più pagato al mondo, secondo Forbes, guadagnando circa 80 milioni di dollari. Nel 2024 ha ottenuto un Oscar come miglior attore non protagonista per il suo ruolo nel film Oppenheimer di Christopher Nolan. Oggi festeggiamo anche i 74 anni di Francesco De Gregori, un pilastro del cantautorato italiano. La sua ascesa inizia nel 1975 con l'album Rimmel, che contiene brani indimenticabili e lo proietta nell'Olimpo dei grandi autori italiani. Tra i suoi successi ricordiamo Buffalo Bill, Titanic e La donna cannone. Nel 1989 De Gregori intraprende una svolta rock con l'album Miramare 19489. Un filone che continua nei suoi lavori successivi, come Canzoni d'amore, dove affronta temi sociali profondi. Infine un affettuoso augurio di compleanno a Fiorella Mannoia per i suoi 71 anni, una delle voci più distintive della musica italiana. La sua carriera inizia nel 1968 e include 6 partecipazioni al Festival di Sanremo, dove ha vinto 2 volte il premio della critica. Con 6 targhe Tenco detiene il record di riconoscimenti da parte del Club Tenco, rendendola la cantante femminile più premiata dell'evento. Il 2 giugno 2005 è stata nominata ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2024 partecipa al Festival di Sanremo con il singolo Mariposa, vincendo il premio Sergio Bardotti quale miglior testo. Il 4 aprile 1973 New York celebrava l'inaugurazione del World Trade Center, un simbolo di progresso in ingegneria. Le celebri Twin Towers, parte di un complesso di 7 edifici, furono il risultato della visione dell'architetto Minoru Yamasaki e dell'ingegnere Leslie Robertson, diventando un'icona nella parte sud di Manhattan. Ma come si è formata la Luna? La principale ipotesi per spiegare la formazione della Luna è quella dell'impatto gigante, secondo cui durante i suoi primi 100 milioni di anni la Terra fu colpita da un altro pianeta di dimensioni simili a Marte, chiamato Theia. Dopo l'impatto, molti elementi pesanti dei 2 pianeti, tra cui ferro e nichel, rimasero sulla Terra, formandole il nucleo, mentre la materia rocciosa più leggera fu scagliata in orbita. A poco la gravità fece aggregare i detriti formando la Luna. Buongiorno ai 12. Oggi Luna e Venere, le signore dello zodiaco, non vanno proprio d'accordo. Chissà perché. Scopriamolo insieme. Ariete. I bisticci del signore dello zodiaco riguardano in particolare la Luna per voi. Una Luna che probabilmente potrebbe crearvi delle problematiche logistiche. Dovete infatti chiedere aiuto a qualcuno per la gestione di casa vostra o di parte delle vostre responsabilità lavorative, perché dovete assentarvi per un po'.
Toro, la giornata di oggi è una giornata importante, seppure la Luna e Venere promettevano bene, qualcosa non funziona, dovrete cercare di capire in amore cosa c'è che non va, nonostante le buone intenzioni e nonostante la propositività che avete manifestato proprio in questi giorni. Gemelli, la giornata di oggi alleggerisce un po' il peso emotivo della Luna che si sposta in Cancro. È decisamente una luna potentissima, ma la sua quadratura con Venere non vi sentiranno di sentire il caos affettivo intorno a voi. Probabilmente qualcuno a cui tenete è un po' agitato sentimentalmente e oggi tenterete di parlargli. Cancro, una luna potentissima oggi che incede nei vostri gradi, ma che sembra bisticciare con Venere, quindi qualcosa ancora non va. Probabilmente dovrete cercare di capire quali ragioni tra voi e il partner impediscono che un progetto comune possa andare finalmente in porto e sicuramente troverete nei familiari il giusto consiglio e il giusto supporto. Leone, una giornata oggi un po' disturbata dalle scaramucce di Luna e Venere, un po' emotiva anche se fortemente intuitiva. Probabilmente volevate contare su qualcuno in ambito lavorativo, ma dovrete farne a meno in questo momento in cui, proprio nell'ambito in cui tenete di più ad una risalita, ci saranno diverse trasformazioni che affronterete man mano che andrete avanti. Vergine, giornata oggi un po' pesante perché la Luna, seppure è vostra amica e promette bene, scatena però le ire di Venere in opposizione ai vostri gradi zodiacali. Probabilmente dovrete rivedere qualcosa in amore, qualche vostro legame affettivo ha bisogno di essere curato meglio. Per tutta una serie di coppie è arrivato il momento di fare degli inevitabili bilanci. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che vede la Luna entrare in quadratura e litigare proprio col vostro pianeta, la bella Venere, quindi le ragioni del cuore, quelle della famiglia, oggi potrebbero andare un po' in contrasto. C'è sempre molta agitazione nel vostro ambito lavorativo ed affettivo, proprio perché alcune dinamiche si intersecano un po' troppo tra di loro e potrebbero generare un po' di tensione. Scorpione, una luna oggi di trigono molto bella e anche Venere. Nonostante entrambe litigano, voi diciamo siete i terzi che godono tra le due litiganti, proprio perché per voi oggi si prospetta una giornata all'insegna dell'affettività e della passione. Sagittario, giornata oggi un po' più leggera, la quadratura della Venere rimane sempre, ma la Luna almeno smette di essere opposta, per cui risale l'umore e migliorano i dettami affettivi che sembrano manifestare il fatto che siete riusciti ad evolvere, a trasformare una situazione con il partner in senso positivo. Capricorno, la Luna oggi entra in quadratura, in opposizione e la posizione di Venere sembra però agevolarvi. Tutto questo non dovrà destabilizzarvi perché l'affetto, quello vero, l'amore, c'è. E tutto quello che invece ha a che fare con atteggiamenti o comunicazioni, la Luna provvederà a metterli in evidenza ciò che non vi piace. Di questo dovrete sicuramente parlare con il partner. Acquario. È una configurazione, quella di oggi, che vi interessa poco. Uno, perché non siete troppo romantici mai. Due, perché nonostante tutto Venere sta comunque tessendo le sue trame per farvi cadere un po' nella trappola dell'amore. Le passioni vanno comunque bene e quindi non è il caso di indagare troppo in dinamiche affettive. Pesci, una giornata che vede proprio Venere ospite nei vostri gradi in retrogrado non andare per niente d'accordo con la Luna. Oggi storcerete il naso facilmente e tutta una serie di comportamenti e atteggiamenti dei vostri collaboratori proprio vi daranno fastidio, mentre invece affettivamente vi sentite un po' a volte non compresi proprio dal partner. Il 4 aprile del 1975 Bill Gates fondava Microsoft.
Nel futuro vedo un computer su ogni scrivania e uno in ogni casa. Così il giovane Bill Gates si immaginava il domani nel momento in cui dava vita alla sua gallina dalle uova d'oro. La sua visione ha dato il via a una rivoluzione tecnologica, segnando l'inizio di una storica competizione con Steve Jobs. Ma perché si dice avere la voce stentorea? L'espressione deriva da Omero, che ci racconta di un principe greco stentore, noto per la sua voce potente come quella di 50 persone. Oggi la usiamo per descrivere una voce molto forte e fragorosa. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Isidore Ducasse, conosciuto come il poeta maledetto, visse una vita avvolta nel mistero. Si dedicò alla scrittura grazie al sostegno del padre e creò opere che anticiparono il surrealismo. Si dice scrivesse solo di notte, seduto davanti al pianoforte, e vivesse in una stanza d'hotel dove lavorava instancabilmente al poema epico. Il suo poema I canti di Maldoror fu pubblicato postumo a causa del suo linguaggio provocatorio. Ducasse ci lasciò nel 1870 e la causa della sua morte rimane un enigma. Ci salutiamo con la frase del giorno. Attraverserai momenti difficili, questa è la vita, ma io dico, niente succede a te, ma succede per te. Vedi il positivo negli eventi negativi. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci anche sui nostri canali social per farci sapere cosa vi interessa e vi incuriosisce di più. Appuntamento a domani, buona giornata dalla vostra Martina.